Buongiorno e bentornati a Mattino Verona. Siamo di nuovo in diretta con voi per parlare insieme del nostro tema del giorno di oggi. Oggi parliamo di una particolarità, di una notizia che ha fatto discutere molto, ossia le piste da sci chiuse in tutta Italia. Non è un mistero che queste vacanze di Natale sicuramente saranno diverse rispetto a quelle degli scorsi anni. Alcuni giornali hanno annunciato che il nuovo DPCM in arrivo proibirà gli spostamenti tra regioni, così come anche i tradizionali cenoni familiari. A destabilizzare però ulteriormente questa situazione negli scorsi giorni la notizia riguardante la chiusura degli impianti sciistici e quindi delle piste da sci fino a dopo le vacanze per evitare assembramenti e quindi una nuova ondata di contagi. Chiaramente però su questo punto sono tanti i dubbi. È giusto chiudere un comparto in cui lavorano 400.000 persone e che porta 12 miliardi di euro all'anno? Insomma, adesso ne parliamo con Renzo Minella, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto. Buongiorno Renzo. Buongiorno. Allora, dunque, se parliamo di piste chiuse a dicembre, quindi durante le vacanze natalizie, di che tipo di danni possiamo parlare e quantificare in termini economici? Il Natale pesa sui bilanci delle nostre società dal 30 al 40%. Normalmente quando si arriva al giorno dell'Epifania, se il Natale è andato bene, è uso dire che metà del lavoro e dello sforzo e comunque anche degli incassi è stato portato a casa. Quindi sicuramente il Natale pesa in modo molto molto importante sui bilanci. Ecco, quindi diciamo che chiaramente con questa chiusura si prospettano delle perdite enormi. Ma le perdite enormi, al di là di questa chiusura, sono già state anticipate, perché il fatto, la limitazione degli spostamenti fra regioni, la mancanza totale del mercato straniero, che per gran parte delle aree delle schiare del Veneto pesa oltre il 50%. Quindi partiamo già, o saremo partiti comunque, con una stagione limitata sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista appunto degli incassi e dei fatturati. Chiaramente limitare anche il Natale è un aggravare in più una situazione già molto molto compromessa. Chiaro. Ecco, in questi giorni i governi d'Italia, Francia e Germania stanno cercando un accordo per chiudere le piste da sci fino a dopo l'Epifania. Restano però dei nodi da sciogliere, ossia per esempio la Svizzera e l'Austria sembrano decisi a proseguire con la stagione invernale, attirando così molti degli sciatori italiani oltre confine, nonostante i divieti, chiaramente lo ricordiamo. È quindi giusto, secondo lei, a questo punto vietare l'attività in Italia, ma permetterla di fatto a poche centinaia di metri dal confine? Insomma, secondo lei come si dovrebbe agire in questo senso? Ma credo che il governo stia già andando verso la direzione giusta. Il fatto stesso che chi andrà a sciare all'estero, che sia Svizzera o Austria, al rientro dovrà sottoporsi ai 15 giorni di quarantena e anche ai tamponi per verificare il livello di salute o di non aver contratto il virus. Credo che sia già uno delle limitazioni. Sarebbe opportuno che quantomeno con l'Austria, visto che è uno dei paesi membri dell'Unione Europea, le cose fossero decise in maniera omogenea. Sulla Svizzera non mi pronuncio, in quanto essere stato al di fuori dell'Unione Europea, anche se sappiamo che in Svizzera la situazione Covid non è delle migliori. Hanno appena ricevuto anche un ammonimento importante dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi penso che anche un italiano che decida di sciare in zone non sicure sia un irresponsabile, prima di tutto per se stesso e poi anche nei confronti degli altri. Certo. Ecco, la Regione Veneto, in particolare l'assessore al turismo Federico Caner, sta spingendo perché il governo rivaluti la chiusura delle piste da sci e degli impianti. Insomma, secondo lei è possibile un dietrofront o vi siete rassegnati alla chiusura, di questa stagione, almeno fino a Natale? Noi leggiamo i giornali in questo momento perché non abbiamo avuto un'interlocuzione diretta col governo, neanche come ANEF nazionale. È da un po' che lo chiediamo, perché è nostra intenzione far presente e informare chi noi rappresentiamo, cioè il mondo degli impiantisti. Lo sci non è, come spesso uso dire,
uno sport per ricchi, ma è un'industria dietro la quale vivono famiglie che lavorano e vivono in montagna soprattutto, quindi che presidiano le nostre montagne e quindi sappiamo benissimo l'importanza anche contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi abbiamo visto da dati certi che il turismo invernale pesa sul PIL nazionale un 1%, circa 20 miliardi, quindi non stiamo parlando di noccioline, non è limitato solo al nostro 1,2 miliardi che recuperiamo come impiantisti che produciamo nel territorio nazionale, ma è ben altro il peso del nostro settore. Quindi sicuramente adesso però dobbiamo fare i conti anche con i grandi costi che le nostre società si trovano ad investire per far partire la stagione, e normalmente questi grandi costi vengono assorbiti da dei fatturati significativi. È chiaro che adesso se dovessimo partire oggi con tutte queste limitazioni dovremo comunque immaginare dei ristori significativi da parte del governo, perché altrimenti i nostri investimenti non verrebbero assolutamente recuperati dai fatturati. Chiaro. O compensati dai fatturati. Certo. Ecco, voi come ANEF avevate anche redatto una sorta di protocollo, insomma, per la riapertura in sicurezza delle piste da sci, giusto? Insomma, per trovare delle soluzioni, un compromesso per riaprire in sicurezza la stagione. Noi abbiamo lavorato durante l'estate su un protocollo quando ancora il livello della pandemia era diciamo abbastanza contenuto. Poi questo protocollo è stato rivisto dalla Conferenza delle Regioni in modo molto più restrittivo. Noi abbiamo partecipato con i nostri rappresentanti in questa conferenza per cercare di renderlo applicabile, attuabile, ed oggi sappiamo, c'è un protocollo condiviso appunto a livello di Conferenza delle Regioni, che però ancora non è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico. Quindi c'è un protocollo, qualora ci dessero il via libera per l'apertura, noi dovremo comunque sottostare a questo protocollo, che recita in particolare il contingentamento degli sciatori all'interno delle schiare, il caricamento limitato delle cabine chiuse, funivie, cabinovie e tante altre altre regole, sì. Altre regole che ci sono all'interno di questo protocollo. Chiarissimo. Bene, noi allora ringraziamo e salutiamo Renzo Minella, presidente di ANEF Veneto. Insomma, rimarremo chiaramente a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, insomma, nella speranza che si possa tornare anche sulle piste da sci, ma chiaramente in sicurezza. Grazie per essere stato con noi, Renzo. Grazie a voi, grazie per l'attenzione, grazie. Benissimo, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle 8:15 con un nuovo ospite per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.